Buonasera a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora teniamo come stella polare un aforisma che spesso rievochiamo qui su Radio Libertà della signora Thatcher, non per essere tediosi, ma perché davvero è una chiave con cui affrontare molte notizie di cronaca, è una chiave spesso omessa, diciamo, in un paese spesso, ahimè, a cultura statalista come il nostro. L'aforisma della signora Thatcher era: non esistono soldi pubblici, esistono solo soldi dei contribuenti, una verità elementare economica spesso appunto rimossa. Allora la domanda è: quanto è costato ai contribuenti, nella fattispecie anzitutto ai contribuenti torinesi, il delirio organizzato di Askatasuna, la giornata di violenza e di guerriglia urbana con cui Askatasuna ha devastato il capoluogo piemontese il 31 gennaio? Risposta: quasi 300.000 euro, nella fattispecie 273.000 euro di danni complessivi. Vi ricordate la giornata convocata, come ha relazionato il ministro dell'interno Piantedosi in Parlamento, quindi non è un'illazione di chi vi parla, convocata con la parola d'ordine la resa dei conti con lo Stato democratico, perché per questi galantuomini devastatori lo sgombero di Askatasuna, cioè la riconduzione di Askatasuna nell'orbita della legalità, era lo spartiacque di una guerra di liberazione. Queste erano le parole d'ordine deliranti, se non smaccatamente paraterroriste, del 31 gennaio. Su queste parole d'ordine ovviamente c'è stato il campionario di vetrine infrante, cassonetti rovesciati, fumogeni per tutta la città, cariche contro cariche, danni a negozi, danni a vetrine, scene orripilanti come il pestaggio in 10 contro un poliziotto, insomma Torino usata come parco giochi di questi devastatori guerriglieri urbani di professione. L'esito sono i 273.000 euro di cui sopra, che sono quasi doppi rispetto alla stima di 164.000 euro che aveva fatto il Comune nei giorni successivi e che era già inaccettabile in quanto tale. Ma qui si è andati oltre, siamo al doppio. La fetta più consistente peserà direttamente sulle casse comunali, perché parliamo di 125.000 euro tra danni e interventi, di cui 44.000 euro per la polizia locale impegnata nella gestione dell'emergenza e degli straordinari. Ci sono i danni poi che peseranno sulle società partecipate, GTT, IRES, che li hanno denunciati e rendicontati. Non vi tedio con la rendicontazione del delirio, la somma complessiva sono i famosi 273.000 euro di cui sopra. Allora capite che c'è la retorica di certa intelligenza, per cui i galantuomini di Askatasuna rappresentano una profonda questione sociale legata al disagio e alla marginalità da cui non si può prescindere, che bisogna comunque tenere in considerazione. E poi c'è la realtà. La realtà è che questi professionisti del caos urbano, se non della guerriglia urbana, fanno pagare questi loro passatempo paradelinquenziali da figli di papà al contribuente in carne e ossa, al lavoratore in carne e ossa, con disagi ovviamente anzitutto ai torinesi normali, ai ceti medio-bassi, che non hanno molte alternative di mobilità o che non se ne possono fregare che quel giorno la loro città è sequestrata. È sempre la contrapposizione già pasoliniana tra figli di papà e lavoratori, le divise in primis e tutti i lavoratori torinesi in secundis. 300.000 euro, cari torinesi, citofonare Askatasuna, che in un mondo normale, giusto, razionale, dovrebbe lei, in quanto soggetto, metterli sul tavolo. Grazie a tutti, a domattina.